I carabinieri di Mogliano sono arrivati nel parcheggio della coppia di via Ronzinella per calmare gli animi tra due persone che avevano scatenato una violenta lite, ma all'arrivo delle gazzelle uno dei due ha spintonato primo un militare dell'Arma, poi ha tentato la fuga. Bloccato poco dopo, senza non poche difficoltà, è stato arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Si tratta di un 19enne tunisino già aggravato da precedenti di polizia che ha procurato delle contusioni ad uno dei carabinieri. Dagli accertamenti è emerso tra l'altro che lo stesso era aggravato da un ordine di espulsione emesso dal prefetto di Treviso nel giugno del 2024. Davanti al giudice il ragazzo, senza fissa dimora, si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'arresto è stato convalidato, rimesso in libertà. Per lui il processo è stato fissato il 14 luglio. A Conegliano altra lite in via 20 settembre tra un 29enne straniero in evidente stato di ubriachezza e alcuni avventori di un locale. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo ha continuato ad andare in escandescenze rifiutando di farsi identificare e danneggiando l'auto di servizio. Una volta immobilizzato è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 6 centimetri. L'uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi.